La festa islamica all'aperto non sa da fare. Questa la decisione emersa oggi nel corso della Giunta Comunale di Udine, che ha negato alla comunità islamica cittadina la concessione di Via della Rosta per organizzare un evento nella serata di domenica 18 agosto. Non si presta a una manifestazione di questo genere, che potrebbe disturbare i tanti residenti di un'area così popolata e con tanti condomini, ha commentato il sindaco Pietro Fontanini. Gli organizzatori, se vogliono, facciano richiesta per un'altra location. Ad avallare la scelta anche il cantiere di Via Aquileia. Per motivi di viabilità e traffico non era opportuno chiudere anche quell'arteria limitrofa, spiega ancora Fontanini. Questo è un atto dichiaratamente ostile della giunta, commenta molto amareggiato il sociologo udinese Marco Rioles, che era stato tra i promotori dell'iniziativa che per la prima volta riuniva le tre comunità islamiche cittadine per salutare assieme al quartiere e alle istituzioni la festa del sacrificio, una delle principali ricorrenze del calendario islamico. L'idea era quella di dare un contributo alla convivenza in un quartiere difficile come quello di Borgo Stazione, continua Orioles, e le motivazioni di ordine pubblico non hanno molto senso. I tre presidenti avevano invitato tutta la cittadinanza, il Consiglio e la Giunta Comunale per un'occasione di incontro e conoscenza. Ci sarebbero stati saluti istituzionali, un brindisi e una morigerata cena tutti assieme, sindaco compreso. Aver detto di no, conclude Orioles, è davvero molto grave. Personalmente sono profondamente deluso.